l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Salvatore Schifano questa sera insieme per festeggiare il Natale dei Cuochi con un menù ricco, abbondante e prelibato, anche ricercato. Sì, oggi è un giorno importantissimo per noi perché il Natale del Cuoco è un conviviale e abbiamo quasi tutti gli associati qua, siamo un numero molto elevato, siamo più di 150 persone tra cuochi, pasticceri e ristoratori e quant'altro, ok? Allora, il menù oggi sarà preparato dal team culinario della Sicilia, sia junior che senior hanno fatto una cosa assieme e sono proprio dei piatti inediti che questi piatti saranno utilizzati per quando faranno le gare internazionali. Una serata particolare, no? Ci sono anche delle donne, so, che cucineranno qualcosa. Sì, ci sono i nostri lady chef che cureranno l'antipasto, tutti i suoi dettagli e quant'altro. Comunque noi siamo contentissimi proprio che ad Agrigento non c'è solamente l'associazione Cuochi d'Agrigento, ma si sono unite addirittura altre associazioni nella nostra festa, poi la festa di tutti i cuochi. Infatti abbiamo il presidente di Palermo, presidente provinciale di Palermo, quello di Enna, quello di Caltanissetta, ok? E nonché abbiamo anche il nostro presidente regionale. Per noi è una festa, l'unione dei nostri cuochi siciliani. La cucina agrigentina si perfeziona, si specializza sempre di più, è presente anche nei vari mercati regionali e non solo. Sì, la nostra cucina agrigentina, noi dobbiamo dare un ausio alla nostra terra, al nostro mare, perché ci dà dei prodotti proprio importanti, come stasera abbiamo il pistacchio, abbiamo le mandorle, abbiamo il nostro mare ci dà le triglie, nonché anche il filettino di maialino. Siamo con lo chef Giovanni Mangione, una serata bella che accompagna verso il Santo Natale. Sì, stasera siamo qua in compagnia di tanti colleghi dove festeggiamo appunto la serata del Natale del Cuoco, quindi siamo anche coinvolti, io sono il responsabile del settore della pasticceria, sempre a livello provinciale, e siamo qua in compagnia di tanti chef provenienti da tutta la Sicilia, c'è anche il presidente regionale, credo sia provinciale, e aspettiamo tanti colleghi che vengono appunto qua per stare in compagnia. Villa Giorgia al suo angolo qui in questo Natale per i cuochi. Sì, oggi abbiamo creato questo angolino qua per gestire le persone, abbiamo preparato questa terrina di pesce spada ripiena del Mediterraneo, è a sorpresa, assà questa si chiama, poi condita con un po' di vellutata, un po' di cipolla di Tropea caramellata, poi abbiamo un po' di terriccio dell'Etna con delle verdurine croccanti, facciamo un finger food top, come si dice, assà, ok? Grazie. Ecco, voi siete qua per presentare un progetto, parliamone. Sì, è un cookie book, un album da colorare con delle ricette ed è finalizzato ai fini di beneficenza per l'Hospice di Padova che segue bambini con malattie genetiche gravi e oncologiche in tutta Italia. Tutti i ricavati andranno all'associazione Braccio di Ferro che collabora con loro a sostenere questo ospedale. L'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento Salvatore Schifano, oggi una bella serata dedicata al Natale per i cuochi, una serata dove avremo modo di assaggiare e voi chiaramente di preparare e far gustare un menù prelibato. Sì, certamente, per noi questa sera è una sera importante perché serve per trascorrere un momento di convivialità tra professioniste e per noi risulta questi momenti sono rari perché in base alla nostra professione siamo sempre impegnati e quindi appositamente abbiamo voluto organizzare questo evento sia per scambiarci delle idee, esperienze vissute ognuno all'interno delle proprie attività e in base a dove andiamo a operare, ma nello stesso tempo diventa un momento di confronto e quindi in questo periodo del Santo Natale ci andiamo ad aggregare per scambiarci gli auguri, assieme anche alla presenza
delle varie istituzioni che sono presenti nel territorio e che ci danno questo onore di poter costruire qualcosa di proficuo per il nostro territorio. Sarà un menù ricco? Sì, è un menù che viene eseguito dal culinary team junior e senior, e per loro diventerà una vetrina per potersi esibire e quindi anche allenare per potersi preparare adeguatamente per i campionati della cucina italiana che si terranno nel mese di febbraio a Rimini.